Sì, domenica 22 voto anch'io con la mia tessera elettorale e ci andrò magari accompagnato dai miei 2 bimbi, perché vi invito a investire questo mese e mezzo per loro. Non è un referendum per noi, c'è chi ne ha 40, 50, 60, io ho fatto tanto, ho visto tanto, ho avuto tanto. Abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli una terra un pochino più libera, sicura, autonoma. Non è solo una questione di sgay, di danè, di soldi, di competenze, per carità, è meglio avere una strada in più, un ospedale in più e una scuola in più, però è anche una questione di valori, di principi. Io vedo la battaglia che sta facendo Luca per la libertà di scelta. Noi siamo per le libertà in generale. In un momento in cui il mondo va al contrario e decide tutto Bruxelles e decide tutto Roma, e mangiamo tutti lo stesso panino da McDonald's, andiamo a guardare tutti lo stesso film su Sky, e ascoltiamo tutti la stessa musica imposta dalle multinazionali, compriamo tutti la stessa macchina e lo stesso deodorante perché c'è la stessa pubblicità. Siamo belli perché siamo diversi. Io sono diverso da Luca, Luca è diverso da Giuseppe, nessuno è migliore o peggiore, però Padova non è Vicenza, Bergamo non è Brescia, Lecce non è Bari. Quindi, visto che ci fanno votare sempre di meno e sempre quando vogliono loro, visto che siamo l'unico paese, i tedeschi sanno che votano il 24 settembre, gli austriaci sanno che votano il 15 ottobre, i giornalisti mi chiedono quando si vota? Gennaio, febbraio, marzo, aprile? Con quale legge elettorale? Chiedete a Renzi, andate alle feste dell'unità. Ormai l'Italia è in ostaggio delle menate del PD, come si sveglia Orlando, Bersani, D'Alema, Franceschini, e quindi non sappiamo quando si vota, come si vota, perché si vota. La vittoria del 22 però è lì, sappiamo come si vota. Ci sono 15 milioni di persone che tendenzialmente si trovano lunedì mattina, magari rientrando dalle ferie, al bar, in azienda, in negozio, incazzati perché arrivano gli accertamenti fiscali, perché io non ce la faccio, perché mio figlio il lavoro non lo trova e se lo trova a 3 euro all'ora, perché sto aspettando quella strada da 10 anni e la strada non è ancora finita. Ora, il mugugno che il 22 ottobre rimane a casa è proprio da legare a un albero. Adesso non è che si risolvano i problemi, però è un segnale, dicono è un referendum consultivo, certo, anche quello della Brexit è un referendum consultivo e cambia la storia dell'Europa e cambia la storia dei nostri popoli. Io aggiungo che è un referendum non contro qualcuno, e lo diremo a Pontida,